Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Schiaffi, abusi fisici, umiliazioni, parla la sorella di una delle due attiviste siciliane fermate a bordo di una nave della Freedom Flotilla da militari israeliani. Adesso sono rinchiuse nel carcere di massima sicurezza di Tel Aviv. Minaccia il suo ex con un coltello, denunciata Asia Vitale, la giovane vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo. La sua legale lascia l'incarico. Intanto, in un fuori onda, la ragazza smonterebbe la violenza parlando di rapporti consensuali. L'Università di Messina conferirà la laurea alla memoria a Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa lo scorso marzo dal collega Stefano Argentino, poi suicidatosi in carcere. Gela primi sfratti negli alloggi popolari del quartiere Scavone, subito sospesi però per l'assenza dei servizi sociali. Gli occupanti ci vivono da anni da abusivi. Catania hanno giurato i 100 nuovi agenti municipali in servizio che si aggiungono agli 80. Altri 22 sono pronti a rinforzare l'organico. Palermo, cerimonia di varo del nuovo traghetto della regione si chiama Costanza Prima di Sicilia. Dall'estate 2026 potenzierà i collegamenti con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. Calcio, oggi ultimo allenamento in sede per il Catania che domani si trasferirà in Campania per la sfida contro il Giuliano, avversario ostico secondo Toscano. Ben trovati, si trovano detenute in un carcere di massima sicurezza a Tel Aviv le due attiviste di uno degli equipaggi della seconda flottiglia sequestrata ieri dalle motovedette di Israele. Il legale delle due siciliane ha dichiarato che oggi si deciderà comunque per la scarcerazione. Il servizio di Desiree Ferlito. Noi le prime notizie le stiamo avendo adesso, da poco abbiamo saputo che li stanno trattando malissimo, che ci sono stati abusi fisici, umiliazioni, trattamenti disumani. Schiaffi, abusi fisici, umiliazioni e tirate di capelli è il trattamento ricevuto dalle due siciliane fermate a bordo della nave Conscience della Freedom Flotilla, ora rinchiuse nel carcere di massima sicurezza di Tel Aviv. La sorella di Elisabeth ha avuto tramite legali di Avvocati Senza Frontiere poche notizie, poco confortanti, che ha nascosto alla mamma che ha gravi problemi di salute e che continua a chiedere dove si trova la figlia. Sono private di cibo e acqua, costrette ore inginocchiate sotto il sole. Elisabeth sapeva a cosa andava incontro, ma il suo ideale ha vinto la paura. Mi ha detto: certo che ho paura, però tu pensa che quello che stiamo subendo e che subiremo noi è una minima parte di quello che sta subendo il popolo palestinese. In carcere insieme ad Elisabeth c'è un'altra siciliana, Laura Cardile, regista e documentarista originaria di Calatabbiano, anche lei a bordo della Conscience insieme a medici, infermieri e giornalisti. La decisione sulla loro liberazione è attesa in giornata. A riferircelo è l'avvocato Pao Giovannetti Pietro, legale dell'associazione no profit che li sostiene. Oltre alla liberazione dei detenuti è richiesta la restituzione delle imbarcazioni della Freedom Flotilla che, ci spiega l'avvocato, hanno rappresentato un grandissimo impegno economico. Per le loro famiglie sono ore di apprensione. La sorella di Elisabeth lancia un appello. Fate tornare i nostri cari a casa senza che gli torcano un capello. Colpo di scena nella vicenda di Asia Vitale, la ragazza vittima dello stupro di gruppo avvenuto 2 anni fa al Foro Italico di Palermo. La ragazza è stata fermata e denunciata in Brianza per aver inseguito il fidanzato con un coltello, ma sentiamo Manlio Viola. Inseguiva con un coltello in mano il fidanzato che fuggiva in bicicletta. Protagonista Asia Vitale, la vittima dello stupro di gruppo del luglio di 2 anni fa al Foro Italico di Palermo. L'episodio è avvenuto in Brianza, dove adesso risiede la ragazza. A chiamare i carabinieri sono stati i passanti. All'arrivo dei militari la ragazza si era calmata e passeggiava con il giovane. Fermata e interrogata è stata trovata in possesso del coltello con una lama di 34 cm ed è stata denunciata a piede libero. Tutto sarebbe iniziato a casa della giovane, dove il
il fidanzato le avrebbe chiesto di girare un video in cambio di stupefacenti. Ne sarebbe scaturita una lite. A causa delle urla durante l'accesa discussione, il padrone di casa avrebbe chiesto alla giovane di lasciare l'appartamento. A seguito di questa vicenda, l'avvocato Carla Garofalo, che difende Asia da 2 anni, ha deciso di rinunciare al mandato perché le dichiarazioni pubbliche nel corso di varie interviste e i comportamenti post-processuali inducono a riconsiderare la sua personalità e la stessa narrazione di quanto accaduto, dice. Insomma, anche l'avvocato adesso dubita. Fra l'altro, nei giorni scorsi, nel corso di una telefonata con l'autore di un podcast, avrebbe fatto dietrofront rivelando che quello di 2 anni fa al Foro Italico non sarebbe stato uno stupro, ma si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. Per questo gli avvocati dei 7 giovani condannati, 6 di loro con sentenza passata in giudicato, presenteranno una istanza di revisione del processo. Intanto andiamo alle agenzie. Questa decisione di un tribunale di Madrid ci provoca sentimenti contrastanti di soddisfazione, perché per la prima volta conferma quello che abbiamo sempre sentito nel cuore, che Mario non si è suicidato. A parlare Giuseppe Biondo, il padre del cameraman palermitano trovato morto in un appartamento appunto in Spagna. L'ipotesi del suicidio è stata bollata immediatamente in Spagna, ma un tribunale di Madrid ha aperto verso la possibilità che non si sia trattato di suicidio. Oggi la conferenza stampa dei coniugi Biondo, che hanno spiegato le azioni legali che intraprenderanno perché si è riaperto il caso dopo che l'Audiencia Provinciale, il tribunale di Madrid, 12 anni dopo l'archiviazione del caso, ha riconosciuto che il decesso del cameraman potrebbe non essere stato un suicidio. Ne riparleremo naturalmente nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. E andiamo a Messina. L'università conferirà la laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico alla memoria a Sara Campanella, a cui è stato anche intitolato il plesso della scuola media che aveva frequentato. Francesco Triolo. L'Università di Messina conferirà la laurea alla memoria a Sara Campanella, la giovane studentessa uccisa lo scorso 31 marzo dal collega Stefano Argentino, poi suicida in carcere. Un impegno che la rettrice dell'Ateneo Peloritano aveva assunto dopo il femminicidio della giovane. La consegna della laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico avverrà il prossimo 23 ottobre nell'aula magna del rettorato. Nel frattempo arriva un altro segno tangibile della memoria e dell'affetto che circondano ancora la ragazza. Il plesso della scuola media di Portella di Mare, quello che Sara aveva frequentato, è ufficialmente intitolato a suo nome. Il decreto è stato firmato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Il plesso Sara Campanella, che fa parte dell'Istituto Comprensivo Traina di Misilmeri, rappresenta un riconoscimento straordinario giunto in tempi rapidissimi. Di solito l'intitolazione di un edificio pubblico richiede fino a 10 anni dal verificarsi dell'evento. In questo caso sono trascorsi appena 6 mesi dalla tragica scomparsa della giovane. Una turista svizzera colpita da un masso mentre scalava una falaise a San Vito Lo Capo è morta. Per le ferite riportate, il soccorso alpino e speleologico siciliano ha cercato di soccorrerla, ma era già in condizioni disperate e ha avuto un arresto cardiaco. Non c'è stato nulla da fare. Andiamo a Gela, primi sfratti negli alloggi popolari del quartiere Scavone, considerato l'ex Bronx gelese, ma sono stati subito sospesi per l'assenza dei servizi sociali. Sentiamo Gerry Italia. Da anni vivono qui negli alloggi popolari dell'ex Bronx di Gela, occupati dopo aver sfondato i muri di forati che chiudevano gli ingressi, case fatiscenti abbandonate da tempo che queste famiglie hanno cercato di rendere abitabili con le proprie mani. Stamattina sono arrivati i primi sfratti, poi sospesi solo per l'assenza dei servizi sociali. Rimane però la paura. L'appuntamento con lo sfratto è solo rinviato e queste famiglie rischiano di finire in mezzo alla strada. Abbiamo commesso un illecito per bisogno, non è per piacere, però noi chiediamo con quel poco di metterci a regola, anche perché ci spetta di diritto. Molti di loro avevano partecipato al bando di regolarizzazione dell'Istituto Case Popolari, ma per tutti è arrivato comunque l'ordine di sgombero. Un paradosso, perché nello stesso quartiere decine di appartamenti restano vuoti o in rovina e mai assegnati. Se noi ci facciamo un giro nelle palazzine ci saranno una quindicina, una ventina di case vuote. E così verrà pure la mia. Se io mi dovrebbero fare il sfratto, che mi chiudono la porta, quella casa resterà sempre vuota. Nessuno verrà a prendersi una casa popolare qui perché siamo macchiati. Dopo un incontro in comune, il sindaco Terenziano Di Stefano ha chiesto allo IACP di Caltanissetta un confronto con il prefetto per sospendere gli sgomberi e riaprire i termini di regolarizzazione.
A Catania oggi il giuramento di 100 nuovi agenti della Polizia Municipale. Avranno il compito ovviamente di fare rispettare le regole della strada. Il sindaco Trantino ha dato loro il benvenuto dicendo: sarete miei stretti collaboratori. Tonino De Mana. Inizia così una bella stagione per la città, come ha detto un emozionato Trantino che da sindaco di Catania ha accolto i suoi validissimi collaboratori, 100 per l'esattezza, 31 donne. Eccoli, altrettanto emozionati, pronti alla prova su strada. I nuovi agenti si aggiungono agli 80 vigili urbani già in servizio e ad altri 22, pronti a rinforzare l'organico. Catania volta pagina nel rispetto delle regole, ma con la consapevolezza che servirà uno sforzo di tutti. È solo un inizio, perché poi se consideriamo comunque una città che ha sempre bisogno di almeno 800 vigili, però grazie al governo nazionale che ho fortemente pressato noi abbiamo ottenuto le risorse perché paghi il governo nazionale i primi 3 anni e poi saremo noi a doverci caricare i costi, ma lo facciamo con immenso piacere perché avevamo bisogno di rinforzare l'organico e soprattutto di rinsaldare lo spirito di squadra. In premessa ha detto sarà un sindaco fastidioso, perché? Perché sono molto esigente. Gli fa eco il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Vogliamo stare in mezzo alla gente in maniera normale, non vogliamo noi eroi su strada che facciano chissà che cosa, ma fare semplicemente il proprio compito. Ai nuovi assunti ha detto: non dobbiamo avere paura della strada. Sì, il senso era legato anche agli episodi che ci sono stati di recente, che registriamo ogni giorno, fenomeni di aggressione, fenomeni di particolare ostilità nei confronti anche di chi si sforza con molte difficoltà a fare il proprio lavoro. Quindi il senso è quello di dare forza, dare sicurezza, dare coraggio in una realtà che non è facile, lo sappiamo tutti, voi lo registrate ogni giorno, ma noi vogliamo esserci per migliorare questa condizione. Si abbassa notevolmente l'età media del corpo di Polizia Municipale, con le nuove leve pronte a subentrare alla vecchia guardia. E restiamo a Catania. Si è insediato questa mattina il nuovo direttore sanitario dell'ASP Etnea, Gianfranco Di Fede. Prende il posto del direttore Reina, dimessosi dall'incarico dopo essersi trovato coinvolto in un caso di presunta violenza sessuale. Orazio Longo. 61 anni radiologo, ha diretto fino ad oggi l'unità operativa di radiologia dell'ospedale di Acireale. Dopo essere passato dal Garibaldi di Catania, Gianfranco Di Fede è il nuovo direttore sanitario dell'ASP di Catania. Prende il posto del dottore Reina, che era stato sospeso e che si era poi dimesso dall'incarico per potersi difendere dalle accuse di presunte violenze sessuali a danno di una collega. Di Feo è stato nominato dal direttore generale Laganga Senzio. La scelta interna è stata determinata anche con un principio di continuità e quindi una condivisione già fatta di quelle che è la strategia organizzativa, quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere, obiettivi dati ovviamente dal Presidente della Regione e dall'assessore regionale alla salute. Attento all'integrazione multidisciplinare e alla qualità dei percorsi diagnostici, Di Fede ha già in mente una roadmap precisa. Abbattimento liste d'attesa, case della comunità sono degli impegni molto importanti da portare a termine e sono convinto che riusciremo a ottenere questi obiettivi col nostro lavoro. Attenzione puntata anche alla formazione dei giovani medici, con la docenza in corsi di formazione manageriale per dirigenti sanitari. A Gaza si aprono spiragli di pace, ma il Papa chiede di pregare per tutto il mese di ottobre perché in Medio Oriente, così come in Ucraina, ci sia una pace giusta ma soprattutto duratura. A Catania l'arcivescovo Renna invita a rivolgersi al cuore immacolato di Maria sabato con la recita del Rosario. Adelaide Barbagallo. Che per tutto il mese di ottobre si preghi per la pace. L'appello arriva dalla Santa Sede, da Papa Leone XIV, e a Catania viene accolto dall'arcivescovo Luigi Renna, che chiama alla mobilitazione generale l'11 ottobre con la preghiera del Rosario, affinché a Gaza e in Ucraina torni la pace e il rispetto della dignità umana. Il percorso di pace a Gaza sarà duraturo, afferma Renna, se avrà come obiettivo la convivenza pacifica tra i popoli. Intanto è opportuno che davanti a questi segnali di pace in Europa si abbassino i toni, soprattutto di chi passa dalle manifestazioni di solidarietà alla violenza. L'arcivescovo Renna reciterà il Rosario al Santuario Cuore Immacolato di Maria, Regina della Pace di Belpasso, sabato alle 20:30. Noi da Catania ci uniremo a questa preghiera in un luogo particolare, quello che Monsignor Bommarito ha voluto come santuario della Regina della Pace in Belpasso, confermando in qualche modo un movimento
momento di preghiera che era nato lì in quegli anni, e io credo che non ci sia luogo più indicato nella nostra arcidiocesi che quello. Invocare Maria come regina della pace significa riconoscere che la vera pace inizia dal cambiamento del cuore degli uomini, nella riconciliazione con Dio, e non nasce da equilibri stabili. Da qui l'invito alla preghiera. Per una conversione e per chiedere il dono di una pace che nasce dal cambiamento dei cuori. Ciò che sembra impossibile agli uomini, a Dio non è impossibile, e noi crediamo che per l'intercessione della Madre sua, si possa aprire una strada di pace. E nella notte 2 motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa hanno soccorso 64 persone, tra cui un minore, rintracciate sull'isola di Lampione, situata a circa 10 miglia nautiche a nord-ovest di Lampedusa. L'area caratterizzata da alte scogliere, così come dice la Guardia Costiera, ha reso complesse le manovre di avvicinamento dei mezzi navali. L'arcivescovo di Palermo Lorefice è intervenuto sull'emergenza migranti, ha dichiarato il Mediterraneo sia mare di vita e non di morte. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, ma subito dopo rientreremo per farvi conoscere, per farvi vedere il nuovo traghetto varato oggi della Regione Siciliana. Tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Palermo varato il nuovo traghetto della Regione Siciliana. La nave sarà consegnata per l'estate 2016, potrà trasportare 1000 passeggeri e 200 automobili. Marco Gullà. Cerimonia di varo questa mattina del nuovo traghetto Ropax Costanza Prima di Sicilia, che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la regione siciliana. La consegna è prevista per l'estate del 2026. Il traghetto si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale, e sarà utilizzato per potenziare i collegamenti con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. È un momento importante per la vita della regione siciliana. Questo governo, cui per fortuna grazie a 2 anni e mezzo di buon governo, almeno lo ritengo, i fatti ci conformano il fatto che abbiamo azzerato in meno di 3 anni un disavanzo di 5 miliardi. Una grande festa oggi per la Sicilia, per Palermo, per la Fincantieri, la prima nave made in Sicily. Riapre la cantieristica in Sicilia con la ricostruzione di un traghetto che aspettava Palermo, la cantieristica siciliana, da oltre 30 anni. Abbiamo portato avanti un investimento di oltre 120 milioni e oggi il varo della prima nave made in Sicily. La nave potrà trasportare fino a 1000 passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. Il traghetto è lungo circa 140 metri, alto 24 metri, 8 ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. Madrina, in nome di Dio, taglia! E nasce a Catania Arte Ecclesie, in cui fede, arte e barocco si uniscono per dare vita al nuovo parco culturale della città, il Servizio. Si chiama Arte Ecclesie e proietta a Catania nel circuito nazionale delle città d'arte, restituendo nuova vita al patrimonio ecclesiastico con un percorso che unisce spiritualità, arte e memoria. Il progetto, promosso dalla Diocesi di Catania in collaborazione con la sua società Arca, prende forma attorno al Museo Diocesano, che diventa il cuore organizzativo e simbolico di un itinerario dedicato ai luoghi più rappresentativi della spiritualità e del barocco catanese. Il percorso attraversa la cattedrale, la collegiata, il suggestivo trittico agatino composto dalle chiese di Sant'Agata al Carcere, Sant'Agata alla Vetere e San Biagio, fino ad arrivare alle Terme Achilliane. Lo sguardo è rivolto già alla prossima festa di Sant'Agata e al Giubileo agatino del 2026 e agli eventi che lo caratterizzeranno. I turisti, così come i devoti, potranno in modo organico visitare i luoghi più suggestivi. Al Museo Diocesano ci saranno aree dedicate agli operatori turistici, bookshop e un punto per ricevere informazioni. Sui luoghi di grande fascino, come l'Abbadia di Sant'Agata, Sant'Agostino, San Giuseppe al Duomo, affinché attraverso la bellezza dei luoghi sacri, fede, cultura e turismo possano camminare nella stessa direzione.
Estorsione e usura, sempre più commercianti e famiglie cadono nella morsa del pizzo, pochi gli imprenditori che denunciano e preferiscono invece mettersi a posto e pagare. Giusy Lazzara ne parlerà oggi con Enzo Guarnera, avvocato e presidente dell'Associazione Antimafia e Legalità, Totò Cernigliaro, presidente dell'Associazione Solidaria, e con l'artigiano Bernardo Raimondi, vittima di usura. Il nostro appuntamento con Sicilia 24 Focus di oggi, ricordiamolo, è sempre in diretta su questa rete alle 14:30, ma anche in streaming su siciliaweb.it. Potrete anche inviare le vostre domande con un messaggio di testo alla linea WhatsApp 342 74 5505. Ci fermiamo, è il momento di una pausa, torniamo con il calcio. Siamo al calcio, conferenza stampa questa mattina di Mimmo Toscano, l'allenatore rossazzurro, ha presentato la partita contro il Giuliano di sabato prossimo. Francesco Triolo. La conferenza stampa di Mimmo Toscano per presentare la partita di giovedì, un giorno inusuale se vogliamo. Il Catania però anticipa i tempi della trasferta di Giuliano per prepararla al meglio, per arrivarci al meglio. Partenza domattina presto, rifinitura già in Campania così da smaltire le fatiche del viaggio. Si guarda ad ogni minimo dettaglio per una gara che rappresenta la porta d'ingresso alle due super sfide contro Salernitana e Benevento. Un bigliettino da visita che deve mandare anche un messaggio alle prossime avversarie. La partita di sabato l'ho detto oggi ai ragazzi, ha un peso specifico elevato, perché i campionati sono fatti di momenti. Questo è un momento dove devi passare attraverso questa partita, che ripeto, un avversario in un campo, ricordiamoci la passata stagione, difficile e ostico, una squadra che nel proprio campo ha sempre messo in difficoltà le avversarie, ed è il momento dove il peso specifico di questa partita è elevato. Ripeto, i ragazzi lo sanno, dobbiamo arrivare pronti ad affrontare un avversario, una partita che in un momento particolare. L'allenatore rossazzurro può sorridere, dopo tante settimane ritrova quasi tutti gli infortunati, nei convocati anche Rolfini e Aloi, l'unico ancora fermo ai box secondo il bollettino della società è Martic, ancora indisponibile. Caturano invece scalpita per una maglia da titolare. A Giuliano il Catania non sarà solo, dopo 3 divieti e la trasferta di Cerignola per i tesserati tornano a viaggiare senza limitazioni i tifosi rossazzurri. Il settore ospiti dello stadio De Cristofaro potrà contenere 500 tifosi. Ed è area di crisi per le altre siciliane di Serie C, Trapani e Siracusa. Domenica prossima Granata attesi dalla trasferta di Cava e azzurri impegnati al De Simone contro il Sorrento. Sergio Colosi. Dall'inizio della stagione è il momento più delicato di Trapani e Siracusa, rispettivamente penultimo e ultimo della classifica di Serie C. 2 posizioni simili ma con origini diverse. Il Trapani condizionato da 8 punti di penalizzazione, il Siracusa invece da un mercato last minute e incompleto. Allenamenti fondamentali in casa Granata per capire chi tra i 6 assenti contro il Giuliano potrà recuperare per la gara di domenica a Cava dei Tirreni. Sotto osservazione tra gli altri Salines, Vasquez e Fischnaller, ma è la condizione fisica generale a preoccupare, con un Trapani senza vittorie da 4 turni con 3 pareggi tutti per 1-1 e la sconfitta di Benevento. Il presidente del Siracusa Ricci ha rinnovato la fiducia a Turati, ma 7 sconfitte in 8 giornate sono troppe e la gara di domenica contro il Sorrento potrebbe fare da spartiacque. La società chiama a raccolta i tifosi con 2 sedute aperte al pubblico e un confronto con dirigenti, tecnico e squadra. Domenica assenti lituani Gudelevicius e Sciapole impegnati in nazionale, mentre Damian appare ai margini del progetto. Molina è tornato in gruppo e contro il Sorrento non si esclude il ruolo di prima punta in un attacco spuntato e mai in partita al Massimino. Non ci sono altri aggiornamenti, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento questa sera alle 19, vi lascio adesso con Sicilia 24 Focus, si parla di pizzo e usura nel nostro approfondimento curato oggi dalla collega Giusy Lazzara. A tutti un buon pomeriggio.